Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomando veneziano. Singapore ragazzi, Singapore 15 giri, secondo posto in qualifica, non male. Alonso primo, quindi doppietta Ferrari in qualifica. Pioggia battente prevista per tutta la gara. Abbiamo 8 punti mi sembra da Vettel è quinto. Siamo ancora in corso per il mondiale ragazzi, quindi dobbiamo fare una buona gara a Singapore dopo la grande vittoria dell'anno scorso. Speriamo in un buon piazzamento. Vai ragazzi, prima felicità Ferrari, Gran Premio di Singapore. Per gli 8 punti di vantaggio sul Seba Vettel. Stiamo davanti, poi Alonso ci aiuta, lo so. Si vuole bene Alonso. No, Alonso deve rimanere secondo chiaramente. Buono, bravo Alonso. Teniamo il carburante, adesso concentration massimale. In una gara che incredibilmente era sfavorevolissima è diventata favorevole. Allora purtroppo Hamilton ha superato Alfonsino. Devo anticipare di brutto le frenate con la pioggia a Singapore, perché i muretti sono veramente tanto vicini. Buona partita, molta bagarre dietro e la cosa è positiva. Bisogna veramente di una gara perfetta se voglio portare a casa tanti punti. Bravo, come dai, però ragazzi, attenzione che Gigione adesso è vicino, Gigione c'è purtroppo, Gigione c'è. Io purtroppo ho paura perché comunque non voglio ritirarmi ragazzi, è troppo importante il mondiale. Ho messo Vettel come avversario, ma non mi interessa, nessuno vuole rimanere in Ferrari chiaramente. Mamma mia che rischio. Bravo, come dai. Mamma mia ragazzi, che dura, che dura. Primo giro completato, ne mancano ancora un casino però. Ragazzi, qua l'ingegnere non merito niente, chissà se va a portare le gomme full wet. E che Gigione fortunatamente ancora non è vicinissimo. Ho concluso di capire se dobbiamo cambiare le gomme in sta gara, che la pioggia continua, è stato così fino alla fine. Mamma mia, qua ho rischiato di colpire veramente di brutto le barriere. Dai, che non stiamo andando male ragazzi, non stiamo andando male, nessun ritiro intanto. Vai John. Concentrato al massimo, mamma mia, perché avete visto, basta un attimo e sei fuori. Basta un attimo e sei fuori ragazzi. Sarà dura tenere ste gomme fino alla fine, però. L'ingegnere non parla.
si è disabilitato, molto bene, questa è chiaramente una bella notizia per la pioggia così. Webber sta spingendo al massimo, il giro veloce è suo. Ok. Che pioggia, proprio qua la pioggia, una gara notturna, cazzo. Vai, sgombato la veneziana. Frustrazione totale, ragazzi, questa è una gara che se portiamo a casa qua una vittoria non ci vuole neanche pensare, ma se stiamo comunque davanti al Bibitaro è già una soddisfazione, mamma mia, ragazzi. Eccola la cagata, mamma mia, non ce la faccio più, cioè veramente la pioggia sta circuito proprio una sfiga, perché è un circuito che sono anche insomma abbastanza favorito, fatalità perché la pioggia, ho tanta paura, troppo vicini i muri. Aia. Dai, devi tenere duro, devi tenere botta che ce la possiamo fare. Tira sto catorcio infernale. Campi, sotto per campi, molto bene. Nessuno va ai box. Le condizioni del tracciato sono veramente proibitive. Raikkonen ha appena effettuato il giro più veloce della gara finora. Questa è una gara di difesa totale. Vettel secondo, bene. Sì, però Vettel è rotto il cazzo, però mamma mia come non è che rischio. Cosa è successo? Bandiera verde, che cazzo succede? L'ala anteriore della vettura dietro di te è leggermente danneggiata. Vettel sempre secondo. Mamma mia. Bravo Kuma. Primo ritiro intanto. Devo cercare di capire se andare ai box o no e se gli altri vanno ai box. Per l'ingegnere non mi ha ancora detto niente per il momento. Fidiamoci di lui, insomma. Eccola là. Il tuo alettone anteriore è leggermente danneggiato, non rientrare, dovresti avere problemi. Un pezzettino di alettone, molto bene, un po' di milioni di euro lasciati in pista. Ocio al Seba. Seba viene con culo, porca puttana, sarebbe bello però. Incidentone di Vettel. Sicilia alla fine, ragazzi, manca ancora un'eternità. Manca un'eternità, ragazzi, manca un'eternità, ed è dura, ed è difficile. Questa gara già è difficile senza la pioggia, quella pioggia è estrema proprio. Giro record di Nicolino. Rosberg ha appena completato un giro fantastico, il più veloce della gara. Giro record di Rosberg. Troppo lento. In qualifica chiaramente non c'era la pioggia.
Era nuvoloso ma senza pioggia. Meno male che è difficile superare in questa gara. Questa forse è l'unica nota positiva. Che non è pioggia strabattente, quindi forse non serve cambiare le gomme. Vedremo. Ok, come buono. Anche i giri vanno avanti. Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Perché devo fare attenzione? Pippone obeso. Che purtroppo io non sono. C'è la gente che a livello leggenda con la pioggia a Singapore vincerà tipo di 50.000 secondi. Come cazzo fa? Sono grandi proprio. Weber super effetto, meno male. Forse Weber mi aiuta, sarebbe clamoroso. Speriamo. Hulkenberg super effetto. Vettel imbottigliato, ragazzi, Seba imbottigliato. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Bene, Guida no? in modo pulito e non gli offrire opportunità di sorpasso. Non so. Mamma mia che gara, ragazzi, mamma mia che gara. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Le gomme sono messe malissimo però, Porca puttana. Vettel quinto. Su un po' di posizioni Vettel, cazzo. Weber è vicinissimo, le gomme sono finite, mancano ancora 1 milione di giri. Brutte notizie in casa come. Mamma mia, mettere stravicino. Se devo cambiare le gomme solo io sono finito, Vediamo anche gli altri, cerchiamo di capire se gli altri resistono, sono cazzi, Dai, concentration, porca mignotta. Non pensiamo alle gomme. Pensiamo solo alla nostra gara. Veramente una gara infinita, cazzo. Questa sì che è una gara infinita. Weber. Hulkenberg e Weber sono vicinissimi. Hulkenberg va bene sta gara, anche l'altra non mi ricordo che era la gara. Mamma mia, modalità Colin McRae, ragazzi, modalità Colin McRae. Weber sta recuperando 1 secondo al giro, devi reagire. Bella notizia. Dai, signori, dai. Giro record di Hamilton ha Hamilton, appena giro stabilito il record di miglior tempo Hamilton. della gara.
lunghezza del tracciato, soprattutto con la pioggia. Mamma mia, battono ragazzi, battono sopra Webber, intanto non ci sto capendo più una mazza. Italia, vanno prima. Sempre un ritiro intanto. Le gomme sono messe male. Non ce la faccio ad arrivare fino alla fine. Mamma mia che rischio. Ancora. Problemi grossi le gomme ragazzi. Fa il computer a tenere? Vettel è sempre quinto. Francesco se va dei box ritorna 11esimo. Non lo posso proprio permettere. Sono nervosissimo ragazzi, faccio proprio fatica a commentare adesso, perché con le gomme così mancano ancora 5 giri, sto veramente rallentando tutti, a me dispiace ma devo provarci almeno fino alla Pensiamo fine. che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. È troppo alta la posta in palio, se non posso lasciare passare le macchine troppo facilmente. Da fare. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Non capisco però le gomme sono così una difficoltà, cazzo. Però ormai c'è. Ragazzi così. Devo sperare in pioggia battente, cazzo. Non può piovere di più, porca troia. Ciao ragazzi. Mamma mia cosa è Hülkenberg successo. è al primo posto. Mamma mia che putiferia. Box. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non Disastro, sembra mamma niente che di serio. disastro. Ho fatto un casino. Vettel 13esimo. Vai. Completo, vai. Siamo al 10° posto per il momento 11esimo, siamo fuori dal tutto. Che errore, puttana merda. Carburante elevato. Attenzione agli altri piloti. Dobbiamo fare un'impresa pista. adesso. No, in realtà ho Sono perso previste altre a totte ai box, Singapore. cerca di preservare i pneumatici. No, ad Austin avevo perso con la pioggia. 15esimi, molto bene. Incidente mostruoso in comunque. Sì. La safety car in pista, safety car. Un po' di culo. Sentiamo per quanti giri, dopo devo fare un'impresa, però in un giro 2. 15esimo ma safety car in pista ragazzi. Casini come diavolo. Adesso.
però il problema è che chiaramente io sono già andato in box, nel senso non potevo non andare perché le gomme erano finite, adesso ho l'occasione, però speriamo che sia di avere almeno 2 giri, dopo miscela bassa e vediamo un po' se spero almeno andare in zona. Tieni la posizione, non sorpassare. In caso che ho ancora una minima speranza di recuperare un po' di condizioni. No, no, effetto, l'ultima del comando, ragazzi. Nicolino al comando. Nicolino al comando. Pazzesco, meno male che Fettel al nono posto. Quando la becchiamo? Siamo ancora lontani. Siamo lontanissimi. Insomma, no, non lo so. Siamo lontani, sì. Dai, porca puttana. Giri di fuoco, uno, quello che è fare un miracolo, ma la vedo durissima. Che gara, è colpa delle gomme, mi hanno proprio lasciato così. Gara interminabile. Gara interminabile. Ok, e adesso abbiamo probabilmente 2 giri per tentare di arrivare decimi. La vedo impossibile, però nella vita non si sa mai. Lui butto al banco, non ho nulla da perdere, quindi sarà un commento a pazzo aperto. 5 posizioni me ne voglio guadagnare. Niente sorpassi in regime di safety car. Sì, lo so. Male che anche Fettel è stato imbottigliato dal mio incidente. Dobbiamo superare il suo, Deve entrare però la certificare adesso. La safety car tornerà ai box in questo giro. Gli pneumatici sono ancora freddi, prima che la corsa ricominci cerchiamo di portarli in temperatura. Pressione massimale. Pressione massimale adesso. Almeno un punto c'è.
titanica, impresa quasi disperata per il ferrarista. Vai! Vai, via. E riparte la gara, ragazzi, riparte la gara, sta iniziando il cazzo nero. Dai, proviamoci, Chilton. Ciao Chilton. Dai. Cerca di mantenere il controllo durante i sorpassi, altrimenti rischi di subire una penalità. Ma stai zitto. Almeno un punto, cazzo, almeno un punto irridato. Può sempre pesare in ottica campionato, siamo tutti vicini. Attenzione qualcuno, Webber. Errore di quello. No, cazzo, ho sbagliato Webber. Non sto capendo più un cazzo. Un ritiro, un altro ritiro. Incredible, incredible. No, non era Webber, che cazzo era una me, non lo so, non sto capendo niente. Va a cagare però. Ragazzi, ho tirato al massimo, che sto L'ala di luglio. anteriore ha subito dei danni, resta in pista a meno che il danno non ti crei problemi. Sono qua, cazzo. Dopsi unico mondiale, ragazzi. Dopsi unico mondiale. Abbiamo un giro, cazzo, un giro per superare le due macchine e prendere almeno un punto che in ottica del campionato può essere molto importante. Siamo talmente vicini a Vettel, perfetto, sicuramente guadagnerà altri punti oggi. Webber. Manca un giro, manca un giro. Manca un giro. Dai. Occhio. Scusami Webber, va fuori. No, non era proprio niente. Fernando ti precede di 3 posizioni. Dai, un'altra posizione. Qui c'è Bottas di Kuros. Superiamo Bottas e cerchiamo di portare a casa almeno un punto. L'obiettivo che siamo andati con la safety car, dai. Lunghissimo. Vabbè, ci ho provato. Che chance. Vabbè. Peccato. Andiamo a punti. Dobbiamo vincere, da vincerla neanche a punti, veramente cercato la spina come al solito. E vabbè ragazzi, ci ho provato. Vedete per la pioggia così, veniva non avere la pioggia, ma è andata come è andata pioggia. La sporca, ecco anche la penalità, ecco anche la penalità. Ci hanno inflitto una penalità di tempo che sarà aggiunta a fine sessione. Penalità come Indiana, gara buttata via. Male, molto male. 18ª posizione per la penalità, niente, ci ho provato ma purtroppo è andata male, tanti ritiri. E vince Hülkenberg, Vettel per fortuna al 7° posto, per fortuna. Sei ancora al 2° posto nella classifica piloti. Però sono comunque tanti punti, adesso devo veramente fare un'impresa, costruttori terzi. Ok raga, saluto il commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.